A Treviso cresce il numero delle donazioni di organi e con Verona il centro trapianti dell'ULSS numero 9 divide il primo posto in regione per numero di donatori, ben 30 nell'anno passato. Ma il 2012 è l'anno dei record. Dal report annuale il sistema trapianti del Veneto risulta di gran lunga il migliore dell'ultimo decennio per quanto riguarda organi, cornee e tessuti. Lo scorso anno i trapianti d'organo sono stati 454 contro i 427 del 2011, un più 6,3% che vale il 15,6% di tutti i trapianti effettuati in Italia. Dal report annuale il sistema trapianti del Veneto risulta di gran lunga il migliore dell'ultimo decennio per quanto riguarda organi, cornee e tessuti. Lo scorso anno i trapianti d'organo sono stati 454 contro i 427 del 2011, con un più 6,3% che vale il 15,6% di tutti i trapianti effettuati in Italia. I nostri centri trapianti sono fra i più efficienti a livello nazionale, ci stanno dando parecchia soddisfazione e molto orgoglio. Il centro trapianti di polmone dell'azienda ospedaliera di Padova, con i suoi 23 interventi, risulta essere il centro col maggior numero di trapianti effettuati in Italia. Ottimi risultati anche sul fronte dell'intervento al rene. Padova e Verona registrano entrambi lo stesso numero di trapianti, 79, collocandosi secondi in Italia. Motivo di successo della straordinaria crescita dei trapianti va attribuito all'impennata che ha avuto l'innovazione. Sono state introdotte nuove tecniche per poter mantenere gli organi dopo il prelievo e fino al momento del trapianto, il che ha consentito di trapiantare degli organi che prima, per carenza di tempo, non saremmo riusciti a trapiantare. Numeri che descrivono un'alta sensibilità alla cultura del dono, coltivata negli ambienti del volontariato, cui un veneto su 5 prende parte. Fra donatori di tessuti e donatori di organi, 7.000 persone hanno donato qualcosa lo scorso anno in questa regione. È un numero impareggiabile, non lo si trova da nessuna parte. Solo il 20% dei familiari si oppone alla donazione. Da sottolineare anche la crescente sensibilità tra i residenti stranieri, che oramai rappresentano il 15% delle donazioni. Segno, spiega il dottor Rupolo, che l'integrazione c'è e la formazione funziona.